Ehi, dico a te, dedica 10 minuti alla tua salute del tuo udito. Aspettare di non sentire. Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Convenzioni con ASL e INPS, garanzia assicurata. Non aspettare di non sentire. Acustica Friulana. Pronti? Allora, l'importanza di questo ritrovamento, soprattutto il ricordo del nonno, no? Sì, sì, certo, anche perché questo nonno io non sapevo niente, perché è morto che io non avevo neanche 4 anni, quindi immaginavo avesse fatto il militare, ma non avevo la minima idea né dove né come, e oggi mi ha fatto molto piacere sentire che era in questo reparto, tutta la storia, le robe, e dopo questo ritrovamento Certo. è sempre insomma, una roba che può far piacere. Chiaro. Erano quasi, se non sbaglio, 30 anni, no signora, che stava ricercando che lei che è la sorella e dunque la nipote. Sì, ci hanno detto gli alpini di Valdobbiadene che appunto questo alpino che ha trovato la targhetta, il signor Ugo, l'ha trovata 30 anni fa e da allora hanno iniziato le ricerche collaborando sia con gli alpini di Padova che con questi di Rivignano e di Teor. E il signor Roberto, che è un alpino di Rivignano che si occupa di cose storiche, ha piacere di fare queste ricerche. Dopo aver fatto ricerche a Udine, nei vari comuni, perché il nonno è nato a Pavia di Udine, tramite Facebook ha messo un messaggio, Antonella. Che è un po' più pratica del web, è riuscita, Esatto. diciamo così, a risalire un po' e a portare a termine questa giornata. Esatto, No? ho trovato questo post dove cercavano Maria e conoscendola ho messo in contatto il signor Roberto e la signora Maria e sono felice di averlo fatto Certo. e di essere qui oggi. Ecco, lo spirito, no, della nostra comunità, no? Quello di essere sempre pronti quando qualcosa chiama, si dice, Certo, no? certo. No, no, bene, bene, sono molto organizzati, è stata una bella cerimonia, io non mi aspettavo sinceramente, non avevo idea. E invece è tutto organizzato, tutto bene, una bella anche presentazione della Certo. targhetta. Sono contento. Chiaro. E adesso la piastrina la terrete, diciamo, in casa oppure la porterete sulla tomba del nonno? No, non c'è più la tomba del nonno, ce la passiamo tra me e mio fratello Gianni e dopo la facciamo vedere ai Farete a nostri turno, figli. insomma. Che è Sì, morto sì, sì. Certo. nel 52, credo. Sì. Quindi non ha più la tomba. Chiaro. Insomma, comunque questo è il ricordo di vostro nonno, quello che mancava, insomma, il famoso Sì, tassello, beh, insomma, no, del puzzle, c'è questa cosa sempre importante. qualcosa in più. Dopo hanno detto che hanno fatto un filmato della cerimonia che ci daranno. Certo. Sta un altro ricordo. Bene, Va bene. auguri di nuovo. Grazie, Grazie, a voi. grazie, arrivederci. Ci vediamo. Il sindaco di Rivignano Teor, Mario Angel, presenta la cerimonia insieme all'assessore Bello per ricordare, no, insomma, questa bella iniziativa, questa bella giornata, perché seppur non era direttamente un vostro compaesano, avete, grazie agli alpini, insomma, avete riportato alla famiglia un qualcosa per quanto riguarda questa persona che ha combattuto nella Grande Guerra. Sì, gli alpini conoscono l'importanza della memoria e quando hanno trovato gli alpini di Valdobbiadene questa piastrina hanno capito che era opportuno conservarla e non appena hanno fatto amicizia con i nostri si sono fatti aiutare per trovare i parenti e grazie all'impegno del nostro alpino Roberto, detto Robertino Venturini, dopo qualche tempo insomma, si è finalmente riusciti a trovare i nipoti che come avete potuto vedere sono stati entusiasti di poter ricordare oggi il loro
nonno che insomma, ha combattuto la prima guerra mondiale che non è dimenticata né dalla famiglia né dalla comunità. Vanessa Bello, cosa vuole aggiungere? È stato un momento molto toccante e anche un piacere di ritrovarsi dopo tanto tempo, una iniziativa che è stata importante per il valore storico naturalmente della memoria, ma anche per l'occasione di ritrovarci di persona e finalmente ricominciare a vivere e ritornare alla normalità a cui eravamo tanto legati prima del periodo Covid, quindi va bene una ripartenza del genere. Allora, Robertino è quello che grazie al suo lavoro ha portato a termine e a compimento questa giornata. Sì, diciamo dopo 2 anni di lavoro è stata una ricerca molto intensa perché ho girato archivi, ho girato amministrazioni comunali, ho girato cimiteri, ho girato tutto quello che potevo fare e quindi sono arrivato al risultato. Certo. Senti, proprio 2 anni di lavoro intensi, come hai detto tu, per riuscire a pochi chilometri di distanza a ridare alla famiglia quello che era l'importanza del nonno, visto che loro, non, come ci hanno riferito, non sapevano bene la storia del nonno durante la guerra. Sì, loro erano diciamo all'oscuro di quello che aveva fatto suo nonno, avevano 4 fotografie e quando io li ho contattati erano felici insomma di avere questo piccolo cimelio del nonno, un ricordo, insomma, un ricordo personale perché ha un nome e cognome soprattutto. È giusto che tornasse a casa sua. Chiaro. Senti, come gruppo Alpini Rivignano Teor voi non vi fermate, nel senso che siete sempre attivi anche durante il lockdown, so che comunque anche o materialmente o immaterialmente, usando un brutto gergo, eravate sempre operativi. Sì, sì, beh, diciamo, io parlo per la mia passione nel rinvenire questi oggetti e diciamo che non mi sono mai fermato, adesso collaboro addirittura con un'associazione di Taranto, Armi il ritorno dell'oblio si chiama, e lì collaboro a ricercare piastrine dei caduti in Russia. Bene, buon lavoro allora. Allora ci vediamo alla prossima. Va bene, grazie. Grazie a te. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.